L'attracco fluviale sul Po a Santa Maddalena, nell'area golenale al confine con la provincia di Ferrara, è chiuso. L'acqua lambisce le case. I segnali che delimitano la zona lungo il fiume sono quasi completamente sommersi. L'acqua la vediamo alle sue spalle, è sempre più vicina. Com'è la situazione? Ma è abbastanza tranquilla, adesso crescerà altri 10 centimetri, comunque io ho l'acqua nell'orto, ma siccome abbiamo avuto situazioni ben più tragiche di queste qui, pertanto queste qui oggi non abbiamo paura. Qui invece siamo nell'area golenale di Occhiobello, vedete il fiume dove arriva e l'acqua è entrata anche nel giardino di 2 abitazioni. Tra Polesella e Rò Ferrarese le 2 sponde del fiume sono affollate di residenti e curiosi che si avvicinano pericolosamente al fiume incuriositi. È sempre affascinante finché le cose vanno bene, ecco. Abita qui vicino? Sì, quindi non dovremmo avere, penso, ma gli argini qua sono sempre stati forti, ne abbiamo viste anche di più alte. Così alto fa un po' impressione. Sono distante 1 chilometro, però non temo, ecco. Diciamo che siamo un po' abituati a vederlo ogni tanto così alto. Non è troppo preoccupante, però è strano vedere il fiume così. Ieri sono venuta qua e la stradina lì era fino in fondo al marciapiede là, quindi si è alzato ancora un altro po', però insomma vediamo, speriamo, ecco. Ecco la situazione nell'area golenale dove si trova il mulino del Po. Qui al mulino sul Po di Rò l'acqua è salita notevolmente nelle scorse ore, vedete le altalene, le giostre di questo parco fino a martedì si potevano vedere, questa invece è la situazione adesso. La Protezione Civile avverte residenti e curiosi di evitare le strade arginali, soprattutto nelle ore serali, perché sono poco illuminate e devono essere lasciate libere per eventuali soccorsi ed interventi di emergenza.